Si va delineando il quadro dei candidati alle prossime elezioni suppletive del 22 e 23 marzo. Ci sono 2 posti alla Camera dei Deputati da riempire tra Padova e Rovigo, dopo le dimissioni di Alberto Stefani e Massimo Bitonci, diventati rispettivamente presidente e assessore della Regione Veneto. Non è stata una scelta semplice quella di candidati a causa delle tensioni interne, soprattutto nel centrodestra. Nella Lega è stato difficile trovare l'accordo sui nomi, ora ufficiali ad un mese dalla votazione che coinciderà con il referendum sulla giustizia. Il centrodestra compatto sosterrà le candidature di Giulio Centenaro nel collegio padovano, che riguarda 41 comuni, e di Alberto Di Rubba a Rovigo. Il centrosinistra invece punta su Antonino Stivanello, ex sindaco di Vigonza, e Giacomo Bovolenta, presidente provinciale di Italia Viva a Rovigo, mentre il Popolo della Famiglia presenta un proprio candidato, ovvero Mario Adinolfi a Padova. Sempre a Padova anche Andrea Pacagnella per il Movimento Ora e a Rovigo Giuseppe Padoan per Italia Resiste Libera. I nomi del centrodestra sono stati decisi da un direttivo della Lega in 2 seggi che alle politiche del 2022 avevano visto la vittoria netta di Stefani e Bitonci.